Io credo che qui si sta decidendo invece un'altra cosa, mi permetta, collega Bonino. Si sta decidendo semplicemente a chi spetta documentare l'avvenuta certificazione, al cittadino, che già è obbligato e oberato di oneri, o alla pubblica amministrazione, che quei dati li dovrebbe già avere e non pretenderli, perché questo è un principio generale della pubblica amministrazione. E se poi sento che dire sì, è già completata, no, è in fase di avanzamento l'anagrafe vaccinale, proprio per questi 6 mesi si deve consentire semplicemente alle famiglie uno sgravio degli oneri a loro carico. Non è in dubbio l'obbligatorietà, non è in dubbio il diritto allo studio per nessuno, semplicemente si sta dicendo che nelle more degli adempimenti che la pubblica amministrazione deve svolgere si consente ai cittadini di autocertificare, come avviene già in tante altre occasioni. Questa è la decisione da prendere, molto elementare, ma se la si vuol caricare di altre valenze, allora significa che qui è in atto semplicemente un dibattito strumentale, fittizio, basato su fake news.